Bentornati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, parliamo del Palermo, dopo Hernani, Osti sta chiudendo anche per Estevez in scadenza con il Parma e c'è anche un'accelerata per quanto riguarda Luvumbo dal Cagliari. Marco Gullà. Nonostante la finestra estiva di calciomercato non sia ancora ufficialmente iniziata, il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, lavora alacremente per allestire una rosa competitiva da mettere a disposizione di Pippo Inzaghi. È fatta per Hernani. Il DS rosanero ha effettuato il blitz definitivo con il Monza. Il centrocampista brasiliano, che era conteso anche dal Modena, dovrebbe quindi vestire la maglia rosanero riabbracciando il suo ex allenatore alla Regina. Secondo le ultime indiscrezioni, per il 32enne calciatore sarebbe pronto un contratto biennale con rinnovo automatico per un'altra stagione in caso di promozione. Ma non è tutto. Il Palermo sarebbe pronto a sferrare l'assalto vincente anche per un altro tassello nella linea mediana. Si tratta del centrocampista Noel Estevez in scadenza con il Parma. Per Estevez sarebbe già pronto un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Rimane sempre viva la pista che porta all'ala del Cagliari Zito Luvumbo. Tra il club rosanero e l'entourage del calciatore ci sarebbe intesa totale, mentre tra le due società, che mancherebbe il giusto accordo per quanto concerne la formula di trasferimento dell'angolano in rosanero. I colloqui tra le parti sono costanti, in quanto Luvumbo è ritenuto dal club di Viale del Fante un profilo di assoluta priorità sugli esterni d'attacco. A breve anche l'ufficialità del rinnovo per il portiere Jes Joronen. E adesso parliamo della Catania, che invece è sempre alla ricerca di un allenatore. Fabio Caserta torna ad essere favorito su Emilio Longo per la panchina. Sentiamo Sergio Colosi. La prima scelta è Fabio Caserta, l'alternativa è Emilio Longo, ma in una rotazione di allenatori dove ci sono più trattative e indiscrezioni che certezze e ufficialità, non possono escludersi colpi a sorpresa. Non c'è dubbio comunque che il Catania lavori ad un accordo biennale con Caserta, fortemente voluto dal club di Pelligra, che l'ha contattato durante la scorsa stagione e più volte per la prossima, ritenendolo il tecnico ideale per il progetto rossazzurro. Un lungo corteggiamento che ha radici lontane. Nelle scorse settimane sembrava prossimo al lieto fine prima della rottura e della recente ripresa del dialogo. Piacciono il suo 4-3-3, i risultati ottenuti, la valorizzazione dei giovani insieme alla presenza di calciatori esperti. Caserta vuole il Catania e viceversa. Emilio Longo, prenotato dal Foggia in caso di probabile riammissione in terza serie, sarebbe il piano B. In Sicilia verrebbe di corsa per giocarsi la sua grande occasione. Tecnico preparato, utilizza il 4-2-3-1 e in alternativa il 4-3-3, pressing offensivo e tanto possesso palla. Nelle prossime ore la dirigenza etnea fugherà gli ultimi dubbi e, comunicata la scelta, si entrerà nel vivo della programmazione tecnica e organizzativa. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra rete ritorna pochi minuti prima delle 20. A tutti voi un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.